A Roma per l'autonomia fiscale. I sindaci veneti parteciperanno in massa mercoledì prossimo alla manifestazione nazionale dell'ANCI nella capitale al Teatro Quirino. Il tema principale sarà il no alla trasformazione dei municipi in esattorie dello Stato. L'ANCI Veneto su questo ha avuto il pieno appoggio del governatore Zaia. La richiesta al governo è quella dell'autonomia fiscale, regionale e comunale. Lasciare a noi più opportunità di poter gestire i servizi. Ecco, io credo che se dessero alla Regione in primis e ai comuni l'opportunità di gestire i soldi che ci sono, avremmo sicuramente una risposta ottima sul territorio. Il governo ci chiede di applicare nuove imposte, poi ci blocca i bilanci, hanno detto i sindaci, costringendoci a ridurre i servizi. Non è più accettabile. Addizionale IRPEF, IMU e TASI o Service Tax devono restare ai comuni. Queste tre leve fiscali che ce le diano totalmente in gestione a noi, in autonomia, che definiscono quelli che sono i livelli massimi da poter applicare e poi gestiremo i nostri bilanci. La parola d'ordine per entrare a Roma il 29 sarà quindi autonomia fiscale, insieme alla creazione di un fondo perequativo con il quale i comuni più fortunati per posizione turistica o produzione industriale possano aiutare gli enti locali meno sviluppati. È un'impostazione che il presidente nazionale dei comuni italiani Piero Fassino ha già chiesto al governo, insieme alle risorse. Si sta andando verso un regime da noi richiesto, la distinzione tra tassazione nazionale, tassazione e tassazione locale. Però sostanzialmente mancano delle risorse. Oggi manca questo 1,5 miliardi a un certo punto che bisogna assolutamente risolvere la situazione.